Ben 10 udienze già fissate da qui a luglio, di fatto ogni lunedì una corsa contro il tempo per evitare la prescrizione, vero spauracchio per le parti civili nel processo a carico di Vincenzo Consoli, ex numero 1 di Veneto Banca, accusato di falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza e aggiottaggio. Consoli stamane non era presente in aula, lo stesso difensore Ermenegildo Costabile è stato sostituito dalla collega Raffaella Di Meglio. Le richieste principali della difesa erano già state avanzate però nel corso della prima udienza del 10 aprile scorso, su tutte l'incompetenza territoriale del giudice trevigiano a causa della presenza nel distretto di Corte d'Appello di Venezia di 2 magistrati possessori di azioni di Veneto Banca, eccezione che il pubblico ministero De Bortoli ha tentato di demolire sia dal punto di vista formale, ricordando un rigetto sul punto del GUP, che sostanziale. Le azioni che sono state acquistate da questi 2 magistrati risultano acquisite in epoca antecedente ai fatti oggetto di contestazione. Che il processo non si svolga a Trento ma resti a Treviso per le parti civili è la condizione minima per non diluire ulteriormente i tempi. Su questo c'è cauto ottimismo. Io sono però ragionevolmente ottimista del fatto che il processo proseguirà qui a Treviso. La seconda udienza è servita anche alle parti civili per ribadire le proprie posizioni. Le costituite parti civili hanno ribadito le loro richieste anche con riguardo al coinvolgimento nella vicenda processuale di Banca Intesa. Parere negativo da parte del PM anche sulle altre eccezioni della difesa, come l'impedimento del difensore di Consoli per Covid in occasione di un'udienza preliminare e la genericità del capo di imputazione, tutti punti su cui il collegio giudicante presieduto da Bruno Donà si esprimerà lunedì prossimo. A questo punto sono state raccolte le tesi contrapposte delle diverse parti, la palla per così dire nel campo del tribunale.